tempo dagli immobiliaristi, dagli speculatori. Veneto City da questo punto di vista è figlia del passante, perché la Veneto City SPA ha cominciato a comprare i terreni nel 98, quando ancora non si sapeva che il passante sarebbe partito dal 92, ma loro lo sapevano, e quindi sono in grado anche queste forze e queste lobby economiche di determinare poi invece lo scenario della pianificazione regionale. Ebbene, questi terreni cambiano di destinazione d'uso, diventano edificabili, si costruiscono i capannoni commerciali o adesso le new city, quindi New City, City, Motor City e quant'altro. Questa cosa ovviamente genera consumo di suolo, certificazione, ma genera anche traffico, perché tutto è improntato sul sistema gomma. Veneto City significa circa 70.000 veicoli più al giorno, come quantitativo è più o meno quello che passa sul passante attualmente adesso, che siamo più 68.000, una cosa del genere. Quindi, che si riversa ovviamente in tutto il territorio circostante, che è fatto di piccoli centri, di piccoli paesi, da livello 30.000. Ebbene, questa cosa induce? Induce che si costruiscano nuove strade per dare risposta a questo tipo di problema, e infatti che cosa succede? Questa è la mappa, come dire, della riviera del Veneto milanese, che è proprio emblematica del modello Veneto. Un intrico di due autostrade, la normale commerciale, la Canionabile, più i due centri più importanti di nuova edificazione sono quel polo logistico di Dovaletto su area totalmente agricola e Veneto City, ma poi ce ne sono altri di minori e ulteriori che non sono segnati, che hanno a che fare con PRG, di cui parlava prima Sergio Viroli. Ebbene, quindi strade su strade su strade, cemento su cemento, e quindi